Il prossimo venerdì 6 ottobre a Chioggia giungeranno le delegazioni dei 10 comuni aderenti alla conferenza dei sindaci del litorale veneto per partecipare alla seconda edizione del Summit del Mare Costa Veneta Green Lab. Si tratta di circa 200 persone suddivise in 10 tavoli di lavoro, le quali si confronteranno sulle tematiche più attinenti al turismo costiero sostenibile, in particolare focalizzandoli su turismo, agricoltura e pesca. Un evento prestigioso che la nostra città si onora di ospitare, ha detto il sindaco Armelau, che ha sottolineato l'importanza per la nostra città di essere una parte attiva in questo contesto e poter dialogare in maniera costruttiva con le altre realtà. Molti problemi accomunano queste città legate dalla vocazione del turismo. Buona parte del merito per cui Chioggia ha aderito alla conferenza va all'assessore De Perini, all'assessore Zennaro e al responsabile dell'ufficio ambiente del comune Nazareno Gradara. Ha voluto rendere noto il sindaco. I comuni coinvolti sono San Michele al Tagliamento, Caorle, Raclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia e Chioggia in provincia di Venezia e Rosolina, Portoviro, Portotolle in quella di Rovigo. L'incontro si svolgerà all'Auditorium San Nicolò, dopodiché verranno suddivisi i tavoli di lavoro che saranno dislocati in vari luoghi della città. Nel primo pomeriggio in Auditorium si terrà la seconda parte del Summit con la sintesi dei lavori dei singoli tavoli e la consegna dei riconoscimenti. Si terrà anche la sottoscrizione dell'addendum alla Carta della Costa Veneta Sostenibile 2022. Chioggia ovviamente non poteva mancare al Summit del Mare. Anche quest'estate abbiamo cercato di coinvolgere i nostri cittadini, i nostri ospiti, organizzando anche una notte verde, perché è giusto sensibilizzare a questo tema della sostenibilità ambientale. Proprio qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto.